se non sbaglio, da programma. Andiamo a vedere per cercare di capire dai giudici di gara come si procede. Invito a liberare la pista per lasciare a queste atlete la possibilità di cimentarsi nella prova e per lasciare tutto lo spazio che gli serve per così ripetere più volte l'anello per riuscire a raggiungere la distanza di 1000 metri. Vediamo un bel gruppetto, bello corposo, l'atleta che tiene, dico, la prima posizione, il cerchio si stringe, l'anello qui delle corsie e a raggiungere piano piano il traguardo. Vado a cercare di capire quali sono i nominativi di queste atlete, perché Palumbo Linda naturalmente la prima, la nostra atleta, e poi riesco a avere una lista delle partenti. Palumbo Linda del Clarina, a seguire l'atleta del c'è Sofia del Quercia, poi a seguire e terza abbiamo. Allora siamo già al secondo giro, quindi ci vuole, e per lei sicuramente, se tiene il ritmo serrato che sta sostenendo, ha la possibilità di tagliare il traguardo per prima. Così a occhio e croce vedo che riesce sicuramente a raggiungere il tempo ottimale. Qui il tempo scorre veloce, inesorabile, ma sicuramente qualche secondo e Linda sarà già pronta a tagliare il traguardo. Per lei pochi attimi preziosi che la separano dalla conclusione della prova. C'è chi le sta naturalmente tenendo il tempo, siamo poco sopra i 3 minuti e eccola. Ok, ce l'ha fatta, stretto i denti, stretto i pugni, per lei tempo di 3:07:51, poi c'è Sofia, se non erro, del Quercia con tempo di poco